Una serata splendida perché il pubblico che c'era ha reagito in maniera eccezionale, come solo la gente di qui della Campania in generale sa reagire. È stata una serata anche di ricordi. In qualche maniera ho dedicato la serata alla memoria di Pino Daniele. Hai ricordato un aneddoto particolare di qualche anno fa? Oddio, qualche, sei molto gentile, era il 77, quindi era quasi 40 anni fa. Era la prima puntata di un programma televisivo che ha fatto la storia della televisione, si chiamava Non Stop, con la regia di Enzo Trapani. Ci fu un cantautore che per la prima volta si esibiva, faceva un passaggio televisivo. Rimanemmo tutti allibiti dalle qualità e dalla novità vocale anche di questo giovane ragazzo. Facciamo subito amicizia, era impossibile non essere amici di Pino Daniele perché era una persona, un animo dolce e gentile. Se devo sentire fino a Caserta, vai! Fino a Maddaloni, vai! Fino del Cerra, vai! Fino a Napoli, piazza Plebiscito! Si stava, prima amore, prima l'ultimo sarà per me. Poi vita, poi mia, poi cuore, si stava, prima amore, prima l'ultimo sarà per me. Devo ringraziare l'amministrazione comunale della persona del sindaco Antonio De Angelis che mi ha voluto qui, dell'apporto di Beppe Di Bella e di sua moglie Elisa Di Giacinto, che sono stati bravissimi, sono due persone adorabili. Mi propongo per fare una bella festa di piazza quest'estate, non dimenticatevi, capito, dottor De Angelis, si ricorda di me. È stata una serata bella, è stata diciamo molto dura da organizzare, anche perché giustamente come si diceva il freddo era tanto, però devo dire la verità, è riuscita molto bene e dall'organizzazione credo di essere riuscita nell'intento e soprattutto dobbiamo ringraziare l'amministrazione che ha permesso tutto ciò. Noi con Umberto abbiamo un grande rapporto perché vi collaboriamo d'estate nelle spiagge di Porto Rotondo, anche quest'estate ci siamo visti allo Smaila, lui c'ha tantissimi locali in tutto il mondo, l'ultimo a Sharm el Sheikh, e in quello dello Smaila invece quest'estate ci siamo divertiti e l'abbiamo conosciuto, e tutto ciò ha fatto sì che potessimo portarlo qui nella nostra Marcianise con la speranza di poterlo invitare nuovamente e di fare una nuova serata insieme a lui.